Benvenuti ad AgriNews del TG dell'Agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizzo e ARPAV. La Giunta della Regione del Veneto ha approvato nell'ambito del PSR un'integrazione di risorse a favore della misura 8 per investimenti in ambito forestale. La modifica è stata motivata principalmente dalla necessità di rispondere ai fabbisogni scaturiti a seguito della tempesta Vaia dell'ottobre 2018. L'integrazione finanziaria prevede movimenti per complessivi 7,2 milioni di euro e permette il finanziamento dei bandi forestali attualmente aperti. Si è concluso il progetto Biodiversity, al via una nuova app e una rete di arnie elettriche. Naturalmente anche le api ringraziano. Monitorare la biodiversità di un ambiente tramite le api, che hanno un ruolo determinante nella conservazione della flora spontanea. Obiettivo raggiunto dal progetto Interreg Italia-Slovenia Biodiversity, 10 casi di studio per 8.000 ettari diffusi tra Italia e Slovenia, in cui il controllo dello stato di salute delle api è avvenuto con le arnie elettroniche. La sintesi dei dati raccolti è stata realizzata attraverso un'app. Una metodica che ha permesso di elaborare protocolli e un sistema per la gestione innovativa e il conseguente miglioramento della biodiversità. Le arnie sono state messe in zone naturali e in zone coltivate con agricoltura anche tecnologicamente avanzata, produttiva, e si è confrontato se lo stato di salute delle api in queste zone diverse si manteneva buono durante tutto il periodo di progetto. Veneto Agricoltura è al servizio della Regione Veneto per varie sfaccettature, non solo quella di sostenere, come sta facendo il settore agricolo, con delle innovazioni, ma anche sostenere il sistema della biodiversità. Veneto Agricoltura ha avuto incarico dalla Regione ancora anni fa di sostenere la biodiversità agraria. Siamo quelli che tuteliamo ad esempio le razze autoctone e le specie vegetali autoctone. Ecco, c'è tutto un campo di attività che sono legate alla biodiversità, che possono essere poi anche vendute nel resto del mondo, soprattutto in Europa. Pubblicato a fine settembre l'ultimo report di Veneto Agricoltura che riguarda il prezzo del latte crudo alla stalla liquidato alle cooperative venete e la situazione della produzione di formaggi a denominazione di origine in Veneto. Nei primi 6 mesi del 2022, sulla scia degli aumenti generalizzati dei mezzi di produzione, anche le quotazioni di latte sono schizzate verso l'alto. Le quotazioni di luglio rilevano una media nazionale del mese pari a 49,6 euro ogni 100 litri, con un aumento del 30% su luglio 2021. Il dato veneto aggiornato al mese di giugno, monitorato da Ismea, si ferma a 46,50 euro a 100 litri, con una media nel primo semestre 2022 pari a 42,58, un aumento del 17,5% sul semestre dell'anno precedente. L'analisi ha evidenziato che nel 2021 il prezzo medio liquidato alla stalla alle cooperative venete, ponderato sull'effettivo quantitativo di latte consegnato, è stato pari a 42,79 euro, mantenendosi ben superiore di oltre il 15% al prezzo medio spot. Il report ha indagato inoltre la situazione della produzione regionale di formaggi a denominazione di origine, evidenziando la propensione alla trasformazione in formaggi ad hoc del latte prodotto negli allevamenti regionali. Come sempre spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale della Regione del Veneto. Dal 10 ottobre ARPAV attiverà il servizio Angela di allerta delle gelate precoci. Nel periodo autunnale infatti alcune culture, come ad esempio l'actinidia, le pomaci e alcune culture orticole, si trovano nelle condizioni tali per cui eventuali gelate precoci possono provocare danni al raccolto. Per i prossimi giorni, venerdì avremo cielo sereno o poco nuvoloso, mentre da sabato saranno possibili addensamenti nuvolosi via via più estesi che potranno associarsi a qualche modesta precipitazione dal pomeriggio in montagna e in serata anche su qualche località pedemontana. Per domenica avremo tempo variabile con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Saranno probabili alcune fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. E adesso come sempre ci facciamo consigliare dal nostro chef Alessandro Mazzone. Oggi andiamo ad eseguire una bellissima ricetta tipicamente estiva e in particolare le tagliatelle di pasta fresca all'uovo con un po' di tartufo estivo, i porcini precedentemente saltati e una spuma di parmigiano. Nel frattempo i funghi sono stati mondati e saltati con uno spicco d'aglio e olio extravergine di oliva. Saltiamo con un pizzico di burro e ci prepariamo per impiattare.
Prepariamo un bel nido con le nostre tagliatelle, una spolverata di polvere di rosmarino fresco, disidratato da noi, e una spuma di parmigiano. Finiamo con del tartufo nero estivo. Per questo fantastico piatto andiamo ad abbinare oggi un vino di origine vulcanica, in particolare siamo nei Colli Vicentini 2017, una Garganega biologica. Beviamo con moderazione. Bene, questo è veramente tutto. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.